Ed ora la politica con le tensioni nella maggioranza dopo che ieri sera si è sfiorata la rissa in commissione alla Camera sulla delega fiscale. Paola Cervelli, poi l'intervista di Cecilia Primerano al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Ieri sera, ore 23, si scaldano gli animi in Commissione Finanze, i commessi devono separare alcuni deputati, la seduta è appena stata sospesa, manca l'accordo in maggioranza sulla delega fiscale e il rischio è un replay di quanto accaduto a marzo sul catasto, con norme passate sul filo del rasoio. Le posizioni le stesse, il centrodestra di governo, Lega e Forza Italia, dà battaglia e denuncia aumenti di tasse su casa, affitti e risparmio. Si sfoga il presidente della Commissione Finanze Marattini, Italia Viva, così non si può andare avanti, dice. Le mediazioni sono state fatte 4 o 5 volte, se c'è da fare una sesta io personalmente sono qua, ma su cose che abbiano un senso. La Lega fa il punto con Salvini, che poi annuncia vogliamo parlare con Draghi e anche col Capo dello Stato. Sulle barricate anche l'opposizione di Fratelli d'Italia. Senatore Malan, il governo ha assicurato nuovamente che le tasse con la delega fiscale non aumenteranno. Evidentemente però neppure la sua maggioranza ci crede, perché il presidente Draghi è stato costretto a minacciare la fiducia. Fratelli d'Italia non si fida e è contro all'aumento delle tasse. Reagisce il centro-sinistra. Fuori da Montecitorio Conte si dice preoccupato per la rigidità del centrodestra. Netto il segretario del PD Letta, che a pranzo ha visto il leader 5 Stelle. Basta terrorismo comunicativo, basta campagna elettorale della destra. Io mi auguro si renda conto che fa parte di una maggioranza di governo. L'avvertimento è affidato alle capogruppo Dem, così dicono si mette a rischio il governo. Onorevole Tajani, sulla riforma del fisco in muro contro muro tra Forza Italia e Lega e il resto della maggioranza, come se ne esce? Ma noi siamo favorevoli a una risistemazione del fisco nel nostro paese, ma ci sono alcune cose che consideriamo non positivamente. Vogliamo che ci sia un allargamento della flat tax, vogliamo migliorare la riduzione dell'IRPEF e soprattutto non vogliamo una riforma del catasto che prefiguri nuove tasse sulla casa. Per noi questo è inaccettabile.